fuori dal coro, per cui siamo andati, diciamo, in onda per 3 volte. Finalmente si sta parlando di questa legge regionale, la 7 del 2009, a cui faceva riferimento appunto Chiarandini del Comitato Cividale, per quanto riguarda la richiesta di rimborsi effettuati per le visite mediche effettuate privatamente quando vengono superati i tempi indicati dal codice della prescrizione. Ecco, di fatto questa è una legge che è stata approvata dal Consiglio regionale nel 2009 ed è sempre stata disapplicata. Adesso finalmente se ne sta parlando, noi come associazione sono anni che cerchiamo di chiedere l'applicazione e stiamo ottenendo i primi rimborsi. L'unica azienda che in questo momento non la sta applicando è l'azienda sanitaria Friuli Centrale, esatto. Per cui ci siamo dovuti attivare con dal punto di vista giudiziario davanti al giudice di pace per riuscire a creare un precedente. Perché se tutti quanti noi ci attiviamo per richiedere questo rimborso, chiedere l'applicazione di questa legge, di fatto il sistema chiaramente ha una serie di richieste per cui si deve affrontare giustamente il problema della lista d'attesa, perché come sempre si sta cercando di trovare una scappatoia tramite la delegazione ai privati e si devaluta quello che è appunto il sistema sanitario pubblico. Però questa non è la soluzione, perché se continuiamo ad affidarci ai privati, i privati crescono, i privati possono fare i loro prezzi, i privati chiaramente hanno i medici, possono pagare i medici e il sistema sanitario pubblico, come appunto nel caso del radiologo di prima, non hanno una situazione lavorativa dignitosa e chiaramente anche convincente per rimanere appunto in Friuli Venezia Giulia alla morte. Quindi la cosa positiva è che finalmente si sta muovendo qualcosa. Dobbiamo ringraziare come sempre i mass media, perché se non se ne parla chiaramente le cose rimangono come prima. Però quando noi come associazione devo dire che ci attiviamo per richiedere la fissazione della visita medica nei termini indicati dalla prescrizione, effettivamente poi riusciamo ad ottenere questo risultato. Però purtroppo vuol dire che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, perché chi si rivolge a noi come associazione con le nostre energie, perché io in segreteria ho 2-3 persone che comunque non è che possiamo soddisfare tutta l'utenza del Friuli Venezia Giulia. Quindi chiaramente chi si rivolge a noi riesce a ottenere questo diritto, ma è un diritto che dovrebbe essere riconosciuto sia perché viviamo per fortuna in Italia, che è un diritto, che ha una Costituzione che tutela il diritto alla salute, per cui tra l'altro stiamo pagando tutti quanti le tasse che comunque sono anche importanti, perché in Italia c'è una pressione fiscale importante, e dall'altro c'è questa legge regionale che è stata approvata nel 2009 che quantomeno calmierà questa situazione per chi poi è costretto ad andare al privato, che però comunque deve anticipare le spese, perché sappiamo che purtroppo nel privato una visita costa 200-150 euro, magari ci sono delle persone che non se lo possono proprio permettere. Quindi il fatto di comunque dover attivare la procedura, perché chi si rivolge a noi è così che funziona. Allora, da noi deve venire quando ha la fissazione da parte CUP fuori dalla visita, fuori appunto dai termini indicati nella prescrizione del medico. Bisogna attivare la procedura in cui si avvisa l'azienda sanitaria che la data è stata fissata dopo la prescrizione. Quindi per quelle che sono le aziende sanitarie, a SUGI e a Chiasco, in realtà hanno già attivato la procedura per ottenere il rimborso, e l'azienda sanitaria centrale invece non l'ha attivata, e quindi comunque sostanzialmente la mancata di risposta da parte dell'azienda sanitaria quantomeno mette le basi per poi richiedere successivamente il rimborso. Chiaramente la persona o gli viene fissata la visita nei termini, perché l'azienda sanitaria anticipa la visita, oppure va nel privato. A quel punto
ci servino tutte le carte di regola per poter chiedere il rimborso. Ecco. Quindi l'importante è che chi si trova in questo tipo di situazione non rimanga inerme e cerchi comunque di far valere il suo proprio diritto. Grazie. Adesso l'azienda sanitaria occidentale ha messo una norma all'interno del regolamento per cercare di mettere, diciamo, in difficoltà i cittadini, indicando un termine di 4 giorni da quando viene fissata la visita fuori dal termine, no? È chiaro che questa è una, diciamo, limitazione, perché la legge non parla di questi termini, quindi diciamo che la legge prevede che uno possa chiedere il rimborso, non c'è un termine fissato, no? Basta che appunto sia stato costretto il cittadino ad andare nel privato perché il sistema pubblico non gli ha consentito di andare nel pubblico. Quindi è chiaro che adesso l'azienda sanitaria, vedendo che si sta adesso mobilitando la popolazione, stanno cercando di mettere delle difficoltà. Ecco. Quindi comunque se avete delle segnalazioni per quanto riguarda l'azienda sanitaria occidentale, per evitare con appunto questo, diciamo, sistema burocratico di non accedere al rimborso, attivatevi subito entro questi 4 giorni. Ecco, però comunque è chiaro che noi come associazione non siamo d'accordo con questo termine, perché è chiaro che l'hanno messo proprio per mettere in difficoltà le persone, perché magari uno per motivi di salute non ha il tempo di andare magari a chiamare l'associazione o di mandare il reclamo, attivarsi per appunto fissare la visita medica. Però nel complesso noi è dal 2020 che stiamo parlando di questa legge e abbiamo già raccolto 5.000 firme, però di questa legge nessuno ha mai parlato. E devo dire che è un momento importante questo, dove finalmente si sta un pochettino cioè vedo che c'è una responsabilità da parte dell'azienda sanitaria per fare ciò che è applicata. È per questo che ci siamo uniti anche ai comitati per la raccolta delle firme, sia per quanto riguarda le liste d'attesa, per la richiesta di aumentare i medici di base nella regione e di diminuire le tempi di attesa per quanto riguarda le guardie mediche. Quindi vi ringrazio per aver tutto.